L'appello lanciato dal sindaco di Favara, Rosario Manganella, ai partiti politici per costruire un patto di fine legislatura volto ad assicurare un futuro amministrativo alla città di Favara non ha momentaneamente sortito nessun effetto, almeno dai partiti che da sempre si dicono all'opposizione. Il Partito Democratico, a cui ha aderito lo stesso sindaco, nei mesi scorsi aveva dettato le linee programmatiche amministrative da eseguire, che al momento sembrano essere disattese. Distante dall'amministrazione comunale di Favara si dice l'onorevole Giovanni Panepinto, dell'area politica fianco a fianco. Secondo il deputato regionale, la città di Favara deve necessariamente fronteggiare l'emergenza finanziaria che grava sulle casse dell'ente. Per fare ciò, il primo cittadino deve scegliere o confermare assessori che devono rispondere non a criteri di rappresentatività politica, ma devono avere cuore, intelligenza e amore per Favara. Meno drastica sembra essere la posizione del parlamentare Tonino Moscat, che, per dare una risposta al sindaco, attende prima l'opinione dei favaresi. Dobbiamo incontrare, dice Carmelo Vitello, coordinatore locale del PD, la Chiesa, le associazioni, i sindacati, perché saranno i cittadini a decidere come deve rispondere il PD all'invito di Manganella. Avvii il confronto con il popolo e ci troveremo accanto a lui. Espressa anche in un direttivo dei giorni scorsi, è stata appunto di ascoltare, di sentire anche dalle sue parole questa apertura. Abbiamo letto dalla nota, sentito dalle sue parole questa apertura nell'idea di cambiare verso a quella che è la sua amministrazione in questa città, cosa che questo Partito Democratico con grande umiltà e coerenza ha chiesto fin da quando ci si è trovati insieme nella strada del tesseramento del sindaco Manganella, perché assolutamente abbiamo espresso in questi mesi un grande malessere riguardo all'azione amministrativa, sentendo quello che è l'umore dei cittadini, perché credo che la politica oggi debba necessariamente confrontarsi con quello che è l'umore della città e dei suoi cittadini, che assolutamente hanno espresso in questi giorni, in questi mesi, un parere assolutamente negativo all'attività amministrativa. Questo l'abbiamo detto più volte a Sasà. Ne prendiamo atto di questa apertura. Ne prendiamo atto, ma nello stesso tempo vogliamo in termini concreti capire in che cosa vorrà sostanziarsi in maniera reale in questi giorni. Assolutamente il Partito Democratico è contrario a un'idea di un'apertura che venga fatta nell'idea delle segrete stanze, legata soltanto a quella della partecipazione dei consiglieri comunali e dei partiti politici. Ad oggi, se realmente si vuole cambiare verso, se si vuole immaginare un percorso nuovo, c'è la necessità di cambiare completamente metodo e azione di governo, di immaginare assolutamente un percorso nuovo che sappia rappacificare la città, che possa, per quello che si può in quest'ultimo scorcio di legislatura, dare una possibilità di svolta a questa città per rendere questa città un paese normale. Un netto no arriva invece dall'onorevole del Nuovo Centrodestra Nino Bosco. L'invito del sindaco Manganella è un segnale di debolezza, dice. Nella qualità di parlamentare di questa città, dice Bosco, ho sempre lavorato per il suo bene, non ultimo l'emergenza immigrati che nel giro di 48 ore sono stati tutti trasferiti. No, assolutamente no, noi non siamo interessati a poltroncini o a ragionare di ribassi nella maniera più assoluta. Il sindaco ha fatto un appello che per quanto ci riguarda è assolutamente generico, perché a 2 anni dalla fine del mandato lui intanto dovrebbe dire cosa ha fatto nei 3 anni precedenti, poi dopodiché un appello generico di quel tipo chiaramente lascia il tempo che trova, nel senso che lui dovrebbe dire cosa vuole fare in questi ultimi 2 anni, quali sono i 2 punti, le 2-3 idee che lui come capo dell'amministrazione ha da raggiungere questi 2 anni, e in tal senso io non farei assolutamente mai mancare il mio apporto. Il Nuovo Centrodestra, cioè è noto, è spaccato, diciamo, in due. È spaccato con grande chiarezza, Angela, chiaramente la linea politica del partito a Favara la rappresenta il parlamentare nazionale, su questo non credo che ci siano discussioni e dubbi. Noi siamo all'opposizione come partito, poi ci sono dei consiglieri comunali che stanno lì in maggioranza, che votano, ma per quanto mi riguarda lo fanno assolutamente a titolo personale e io non ho ancora capito qual è
la logica politica, se c'è, che li spinge a fare questo, ma io li vedo come qualcosa che fanno a titolo personale. Poi la politica è altro, il partito è altro, è fatto da tantissima altra gente, che sono i tesserati, che sono componenti del direttivo, del piccoli, che sono gli altri consiglieri comunali che coerentemente portano avanti la linea del partito. È chiaro che la loro, per quanto riguarda una posizione assolutamente personale, per cui saranno loro per dover spiegare alla città come mai hanno, appoggiato un sindaco che ha tradito la volontà popolare. Noi non abbiamo ancora uno statuto come nuovo centrodestra che prevede delle regole in tal senso. Io quello che posso dire è riconfermare quello che già ho detto in passato, cioè che per quanto mi riguarda agiscono a titolo personale. Poi dopodiché come mai stanno lì lo dovresti chiedere a loro, perché dovrebbero spiegare loro se hanno portato a casa dei risultati politici e amministrativi per la città, che mi pare non ci siano. Ritengo che se uno fa un sondaggio a Varese in questo momento su 32.000 persone sono tutti fortemente critici nei confronti del sindaco. Se da un lato il nuovo centrodestra di Bosco dice no alla richiesta del sindaco, c'è chi nello stesso partito si dice disponibile a continuare ad appoggiare Manganella. Ci sono delle divisioni interne, afferma il consigliere NCD Nobile, tutto ciò fa parte della politica e del sistema democratico che lo circonda. Anche se ho un'età giovane, dice, amo definire la mia scelta fiduciosa e responsabile. Il sindaco, continua Nobile, deve però adesso chiarire celermente quale strada dobbiamo percorrere, quale alternativa proporre. La responsabilità da parte mia ci sarà sempre, ma c'è bisogno di chiarezza politica. Una chiarezza, conclude Nobile, che deve venire principalmente da te, caro Sasà. Da che parte stai? Rilanciare o chiudere? Quindi, facendo un bilancio, Favara Socialisti Riformisti, articolo 4, Forza Italia, Nuovo Centrodestra e PD, gruppo fianco a fianco, dicono un netto no. Ni il PD di Moscat. All'appello mancano le altre forze politiche di opposizione, Rifondazione Comunista e Ripensare Favara e altri gruppi consiliari come UDC. Alle prossime elezioni mancano ancora 2 anni, tempo che effettivamente rischia di essere troppo poco per salvare l'ente dal paventato fallimento.